Scatman's World. Raga, eccoci su Alan Wake. Qualcuno mi ha chiesto il gameplay, ora faccio qualche altro video. Andiamo. Andiamo. Sei tu che mi hai creato così e adesso ti ucciderò. Purtroppo ho avuto poco tempo di giocare a sto gioco perché avevo un po' da fare. Poi sto giocando pochissimo al PC adesso, attenzione. Che grafica che ha sto gioco però. No! Merda. Oh, morto. Cioè veramente come grafica e ottimizzazione tra i migliori giochi, perché che sbaglio, no? Ci siamo. Merda! Puttana! E muori. Porca miseria, è arrivato dal nulla. Merda! Merda! No! No! Epic fail del Cumenda! Epic fail cumendiano! Non ci credo! Creato così e adesso ti ucciderò. Epic fail cumendiano! Epic fail cumendiano, amici. L'epic fail cumendiano. Vai di epic fail cumendiano! Però gli epic fail cumendiani sono incredibili. The Cumenda is back. Adesso attenzione qua di tornare sto stronzo dal nulla. Eccolo qua, eccolo qua. Due sono. Aspetta. Muovi te. Merda. Ta 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 ta. Merda! Merda stronzo! Ok. No, ancora! Ok. Ma l'epic fail cumendiano, ok. Viva l'epic fail cumendiano. Andiamo, raga. Apri. Cosa c'è? Cos'è? Lanciarazzi. Bella. Si gode. Dove minchia? Devo andare, minchia. Qua. Sei morto. Merda. Come cazzo? Devo toglierli. Merda. Che minchia succede? Madonna che effetti di luce, ragazzi. Che games, che games. Drop hazard. Merda. Ciao. Ciao bamboccetto. Che bello uccidere i bamboccetti. Vai, 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 vai. No! Mamma mia. Posso continuare così per sempre. Sono incassato qua. Oh. Merda. Io scappo, raga. Sì, devo scappare, cazzo! Scappa, stronzo! Corri, Forest! Corri, Forest! Corri, Forest! Corri, Forest! Corri! 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 Muovite, Rachel! The winner is Alan Wake, perché non è Alan Wake ma Alan Wake. Questa roba, è Godzilla.
Grande Alan. Viva Alan. Ai ai ai. Ah. Svegliati. Svegliati, Alan. Tesoro, era solo un incubo. Oh. Va tutto bene. Ti sei addormentato. Già, almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Ragazzi, le Olimpiadi sul canale di Comenda Veneziano si avvicinano, eh. Tra poco le Olimpiadi di London 2012. Allora mi sembra un promo tipo Sky. No, no. Punto di controllo raggiunto. Ok, guarda che bello, fioi. Mamma mia. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Va bene. Certo, ho anche un titolo per la foto. Damerino poco prima di essere sbranato da un orso. Salve. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra 2 settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cielo. La festa del baconasso, fioi. La festa del urnudo. Ha una moglie incantevole, posso permettermi. A proposito, una bella vacca. Main, è molto piacere. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Main, sono in vacanza e le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Ok. Benissimo. Ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Ok. Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Ok. Alan, ci siamo. Su, torniamo alla macchina. Siamo arrivati. Passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carl Stacchi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare il bravo. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake, Alan Wake. Oddio, sono la sua più grande fan. So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero. Bene, mi fa piacere. Rose. Rose. Sto cercando il signor Stacchi, Carl Stacchi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento.
Non credo ai miei occhi! Ho tutti i suoi libri! Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Beh, e lo tieni qui? Ok, buon per te. Provi il caffè, ma non se la prenda con me quando se ne innamorerà e doversene andare spezzerà il cuore. Rusty non è più umano ormai. Fammi un favore, figliuolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Lo farei io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione? Sì. Ma scherzi? Non entrare là dentro, ragazzo, ti farai male al buio. Ma stai zitta, Io coglione. non volevo aspettare. Volevo trovare Stachy, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi... Ah, cazzo, sarà Ehi un là. dialogo. Ah. Signor Stachy? Carl non è Madonna. potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma chi è Ma ho sta? la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Insisto. Grazie. Mamma mia, che bella... Che bella donna proprio, una donna eccitante. Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. Sì, Questa anche, volta hai avuto fortuna. anche te ragazzo. sei molto suggestiva, mamma mia, che orribile donna. È addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene? Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica. A presto, signor Wake. Sì, a presto, fammi una pompa, stronza. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. E questo? Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Quella tavola calda era un manicomio. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok, ne riparleremo più avanti. Batman qui su KBF-FM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga. Dal mio ultimo libro. E ora il meteo. Sarà una notte di cielo terzo, perciò molti punti di città guardate in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano nel cielo. È molto buio qui, ma illumineranno la vita. Che ah, madonna, che grafica. Meraviglioso, Alan. Mamma mia. Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Madonna, vorrei anche abitare qua. Guarda che figata. Ciao, qua il laghetto per pescare. Senza lavoro, senza rotture di coglioni. Ora è il massimo della vita, Ok. Ci siamo? Diamo un'occhiata dentro. Forza. Oh. Ok. È buio qui. Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Sullo scaffale c'era una scatola piena di libri di Thomas Zane. Non l'avevo mai sentito nominare. Ehi, ce ne sono?
Va buono ragazzi, dai, sta seconda parte finisce qua, domani vediamo di registrare anche la terza e fare qua un po' di gameplay, almeno 5 o 6, dai. Raga, alla prossima, ciao!